Dottoressa Segatti, anche nella nostra regione esiste questo fenomeno della mobilità dei cervelli, molti vanno fuori, molti non pensano di rientrare. Come può un ente locale come la Regione Friuli Venezia Giulia governare al meglio questo fenomeno? Il governo ha le sue possibilità, cerca di attirarli con le agevolazioni fiscali. La Regione Friuli Venezia Giulia che strumenti ha? Sì, la cosa interessante è che lei ha detto proprio che si parla di mobilità di cervelli e non di fuga di cervelli, e quindi questo concetto è fondamentale. È fondamentale anche il dato che emerge dall'indagine, che l'uscita di questi ragazzi è motivata non solo da questioni legate all'esigenza di trovare un posto di lavoro, ma anche per migliorare la propria qualità della vita e migliorare la propria formazione culturale in generale. Credo che questo sia un punto di partenza, un punto di riflessione per l'amministrazione regionale, per pensare a quelli che sono gli interventi che possono essere fatti sul territorio. A questo punto gli interventi vanno pensati appunto non in un'ottica difensiva, ma in un'ottica di attrattività del nostro territorio. E quindi se pensiamo all'attrattività dobbiamo pensare a tutta la filiera, partendo dal sistema universitario, dal sistema dell'alta formazione, fino al fatto di avere un mercato del lavoro che sia attrattivo, che garantisca delle condizioni di lavoro favorevoli appunto per i giovani, ma anche a un territorio che sia attrattivo in termini di qualità della vita delle persone.